lembo di natura incontaminata, per certi versi ancora selvaggia. Uno dei territori meglio conservati della Sicilia, uno scenario tra i più suggestivi, in cui storia, arte e tradizioni si fondono con monti, colline, specchi d'acqua e boschi ancora molto simili nell'aspetto a quelli di secoli addietro. È la Valle del Sosio, un vasto territorio a cavallo delle province di Agrigento e Palermo, al cui interno ricade una delle più belle e meglio conservate aree protette della Sicilia, la riserva naturale orientata Monte di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, estesa oltre 5.000 ettari e gestita dall'Azienda regionale delle foreste demaniali. Un paesaggio estremamente diversificato accoglie i naturalisti alla ricerca di percorsi suggestivi e ricchi di emergenze della geologia, della flora e della fauna. Si alternano l'alta e media collina a cime montuose e scoscese, i territori agrari della bassa collina, dominata da un'agricoltura in prevalenza estensiva, nella quale prevalgono in particolare gli agrumi, gli oliveti, i pescheti e il ciliegio. E ancora gole selvagge e canyons che sembrano usciti da una scena di un film western. La vetta più elevata è Montagna delle Rose, che supera i 1400 metri, e insieme ad altri massicci montuosi come Pizzo Gallinaro, Monte dei Cavalli, Monte d'Indisi e altri ancora, forma una fitta rete che contribuisce a creare la valle propriamente detta. Il fiume Sosio si origina da varie sorgenti, quella di Raia, a sud-est di Prizzi, la cui omonima diga forma il lago di Prizzi, e quella di Montescuro, a ridosso della Serra del Leone, nei pressi di Santo Stefano Quisquina e Bivona. Il Sosio è lungo circa 42 chilometri. Sul suo percorso, all'imbocco delle gole chiamate dello Scumburrituni, una diga dell'Enel forma il lago di Gammauta, ricco di vegetazione ripariale, che fornisce numerosi comuni del comprensorio. Da qui si può ammirare uno scorcio del paesaggio tipico della Valle del Sosio. Gole a strapiombo, imponenti, si erigono sul fiume. Il Sosio successivamente attraversa queste gole e col nome di Verdura sfocia nel Mediterraneo, tra Sciacca e Ribera. È un corso d'acqua di enorme interesse, come il territorio che attraversa. Basti pensare che fornisce acqua a diversi invasi della provincia e da esso dipende buona parte della stagione produttiva di interi comparti agricoli. Il Sosio è vita, infatti, non solo per le comunità animali e vegetali che sostiene. Da esso dipende la sorte di uno dei prodotti più apprezzati della nostra agricoltura, l'arancia di Ribera. La Washington Navel, coltivata con grande successo proprio nel comprensorio del Riberese, deve la sua fortuna non solo alle caratteristiche pedologiche e climatiche di questa zona, ma anche alla disponibilità di acqua, che dipende in larga parte proprio dal Sosio. L'arancia di Ribera è una delle cultivar più diffuse nel mondo. Detta anche brasiliano, si caratterizza per la polpa croccante. Il colore è variabile dal giallo arancio ad arancio intenso, mentre la pianta è vigorosa, a portamento globoso con grandi foglie di un verde intenso. La produzione inizia dai primi di dicembre e si protrae anche per molti mesi, perché il frutto dura bene sugli alberi. La Valle del Sosio possiede un invidiabile patrimonio naturalistico. Uno degli aspetti più importanti è quello geopaleontologico, custodito gelosamente dalle rocce. Una storia che inizia ben 250 milioni di anni fa, nell'era paleozoica. Proprio nella Valle del Sosio sono state ritrovate le testimonianze fossili di questo periodo. Dopo il saccheggio di gran parte dei fossili da parte di trafficanti e collezionisti, attualmente le uniche testimonianze del Permiano, ossia il periodo del Paleozoico,
al quale risalgono, sono alcuni blocchi calcarei, la pietra di Salamone, la rupe del Passo di Burgio e la pietra dei Saraceni, sulla quale è curiosamente scolpita una scala che porta a un pozzo circolare per la raccolta dell'acqua piovana. L'esistenza di questi blocchi e dei relativi giacimenti di fossili si devono agli studi di un grande paleontologo del XIX secolo, Giorgio Gemellaro. È enorme dunque l'importanza scientifica e culturale delle rocce della Valle del Sosio, in cui è possibile trovare le tracce dei primi esseri viventi che hanno abitato e colonizzato il pianeta Terra. La variabilità della morfologia influenza il paesaggio, caratterizzato dalle forme ondulate della collina a quelle dell'alta montagna, da larghe fiumare di valle a canaloni che solcano la roccia calcarea nei rilievi più alti. Estesi boschi si possono trovare in buona parte del territorio, che va da Burgio a Palazzo Adriano e da Chiusa Sclafane a Bivona. Tra le zone più suggestive, il bosco di Sant'Adriano, nel quale si trova immerso l'antico omonimo monastero, ormai in rovina, e la stessa zona del santuario di Rifesi, un luogo di preghiera che ogni anno ad agosto è meta di un pellegrinaggio degli abitanti di Burgio. Tracce di questa devozione da parte degli abitanti del luogo si ritrovano sparse qua e là anche lungo il percorso che dal paese porta a Rifesi. Non è difficile incontrare mandrie di bovini che, fiaccati dal sole estivo, cercano riparo all'ombra del santuario. Purtroppo l'eccessivo carico di bestiame in zone come questa sta provocando una lenta e progressiva degradazione del bosco e a uno squilibrio dell'assetto idrogeologico delle stesse aree. Il santuario sorge a pochi passi da un fitto bosco di roverelle di lecci, le due specie di querce più diffuse sui rilievi della Valle del Sosio. Si tratta in genere di boschi naturali, con netta prevalenza di latifoglie, in alcuni casi molto vecchi, ma anche poco curati, con un'eccessiva densità di piante per unità di superficie, che rende molto difficile il ritrovamento di esemplari imponenti, più frequenti in aree sottoposte in passato a tagli di diradamento o per il reperimento di legna da ardere o altri usi domestici. Molti di questi alberi sono parzialmente cavi. La flora della Valle del Sosio è molto ricca, grazie all'assortimento di ambienti molto diversi fra loro. Si passa dalla macchia mediterranea, dominata dalla fitta boscaglia di leccio, corbezzolo e alaterno, all'alta macchia composta in prevalenza da roverella, quercia virgiliana, frassino meridionale. Molto diffuso è ancora il terebinto, detto anche scornabecco, un tipico arbusto mediterraneo che cresce bene soprattutto nei terreni gessosi, anche in condizioni molto difficili, per esempio su pareti a strapiombo o terreni molto pietrosi. I colori e le sfumature della flora della Valle del Sosio assumono diversi aspetti, per esempio quello di un abitatore comune delle rocce calcaree, il sedum sediforme o borracina di Nizza, una camifita succulenta che da maggio a luglio arricchisce con i suoi caratteristici fiori gialli gli affioramenti rocciosi, i boschi di quercia e il loro sottobosco di erica, felce aquilina, rovo e altri cespugli permettono la vita di una ricca fauna. Insetti, rettili e soprattutto i piccoli uccelli insettivori, dal lui piccolo alla cinciarella, trovano l'ambiente ideale per riprodursi e cercare cibo, e per rifugiarsi quando predatori specializzati come lo sparviero o il falco pellegrino danno loro la caccia. Meno ricchi dal punto di vista della biodiversità i vasti rimboschimenti con prevalenza di conifere come il pino d'Aleppo e l'eucalipto, introdotti molti anni fa per consolidare i pendii e le zone soggette a movimenti franosi. Alcuni insetti appartenenti a varie famiglie e ordini, per esempio i tenebrionidi, i curculionidi e alcuni imenotteri, formano delle vere comunità sulle vistose infiorescenze di questa asteracea, il carciofo selvatico, diffusa un po' ovunque. Tra i tanti luoghi che caratterizzano l'area protetta, uno dei più spettacolari è il lungo canyon che dalle gole nei pressi del lago di Gammauta, formato dalla diga omonima, corre per 8 chilometri
e con strapiombi di 300 metri, sino ai ruderi del castello di Gristia, l'antica Scirtea, in territorio di Burgio, che la storia tramanda come la scena di una strage di schiavi effettuata dai Romani durante la seconda guerra servile, nel periodo che va dal 104 al 99 a.C. Di questo castello, che è situato nei pressi della centrale Enel di San Carlo e che risale al XIV secolo, ormai ridotto ad un ammasso di rovine, restano alcuni brani dei muri perimetrali e qualche struttura interrata. È raggiungibile solo attraverso una pista interna all'area forestale. Se ci affacciamo da Monte Lucerto, verso il castello di Gristia, notiamo un rilievo a forma conica, Monte Sant'Antonino, che su un fianco presenta una spettacolare faglia a forma di ferro di cavallo, strapiombante su un ripidissimo pendio ricco di vegetazione, che i locali di Burgio chiamano rigongo, un ambiente suggestivo e inaccessibile che pare venisse utilizzato dai ladri di bestiame per nascondere i frutti delle loro razzie. Percorrendo il fiume Sosio da San Carlo sino a Palazzo Adriano si possono ammirare diversi esemplari di oleandro, arbusto tipico delle sponde, delle pietraie dei corsi d'acqua, i cui semi sono stati probabilmente trascinati lungo il corso principale dalle acque dei numerosi valloni tributari. O ancora diversi esemplari di mirto, dall'aspetto particolarmente rigoglioso a causa della vicinanza alla riva. Sui sassi e sulle foglie delle piante ripariali si possono notare molti insetti tipici delle zone umide, per esempio alcuni insetti patinatori, come idrometre e gerridi, che riescono a camminare sull'acqua sfruttandone la tensione superficiale. Un altro insetto osservabile con una certa facilità è la libellula Calopteryx virgo. La presenza di una cospicua popolazione di questa bellissima specie di odonato, appartenente alla sottospecie meridionalis e caratterizzata dallo spiccato dimorfismo sessuale, è indice di una buona qualità delle acque. La Calopteryx, infatti, predilige acque correnti e prive di qualsiasi agente inquinante. Ma è alzando gli occhi verso il cielo e le numerosissime pareti rocciose dell'intera valle del Sosio che si possono incontrare gli abitanti più rari, che rendono la riserva meta privilegiata di studiosi e appassionati di birdwatching. Può capitare, per esempio, di veder passare rapida una sagoma. È l'aquila del Bonelli. Un'aquila di media taglia, ormai sull'orlo dell'estinzione, che sopravvive in Sicilia con non più di una trentina di esemplari. Perseguitata in passato, come tutti i rapaci, anche oggi, nonostante sia sottoposta ad una rigida protezione, è occasionalmente oggetto di diversi episodi di bracconaggio. Una sola coppia nidifica all'interno della riserva, in un sito segreto e inaccessibile, dove si riproduce con notevole discontinuità. L'aquila del Bonelli è praticamente inconfondibile, grazie al contrasto tra il dorso bruno, su cui spicca una larga macchia scapolare bianca, e la colorazione molto chiara delle parti inferiori. Altre specie, ugualmente rare e minacciate di estinzione, vivono nell'area della Valle del Sosio, come l'aquila reale, il nibbio reale e il capovaccaio. Da ottobre in poi, invece, può capitare di imbattersi in un altro rapace, molto simile all'aquila del Bonelli, ma che in Sicilia è presente solo in inverno, l'aquila minore. Valle della Vite, Muscola, San Carlo, Sant'Adriano sono solo alcuni dei numerosi toponimi all'interno della riserva che rendono più colorita la cartina di quest'area.
Sono zone suggestive, ricche di boschi, di macchia mediterranea, dove si possono effettuare impegnative passeggiate con notevoli dislivelli di quota. Già da qualche anno sono numerosi gli appassionati che calano quasi in silenzio dal nord Italia per ammirare le specie che sopravvivono solo in questi ambienti. Nonostante le ripetute stagioni siccitose, il fiume Sosio mantiene una sua portata. L'acqua, come detto, significa vita non solo per piante e animali selvatici, ma anche per l'agricoltura valliva e delle colline. Già detto delle arance di Ribera, dobbiamo parlare anche dell'importanza che ha per l'olivicoltura. L'olio extravergine d'oliva prodotto nel comprensorio, infatti, è uno dei migliori oli italiani in assoluto. Sono due in particolare le cultivar più diffuse negli oliveti: la biancolilla, in particolare sul versante di Ribera e di Caltabellotta, e la nocellara del Belice, coltivata con maggior frequenza sui terreni ad ovest del fiume. Entrambe le cultivar danno origine ad un olio aromatico, profumatissimo, con pochi eguali nel resto dell'isola, che oltre ad essere richiestissimo sul mercato locale è oggetto di una crescente commercializzazione sui mercati italiani ed esteri. La Valle del Sosio, un'area da proteggere e da valorizzare, una risorsa variegata, dalla quale può arrivare un aiuto concreto al rilancio di un territorio per troppi anni considerato marginale e caratterizzato da un progressivo spopolamento. Il rafforzamento delle produzioni agricole e artigianali, l'inserimento nei circuiti commerciali internazionali e soprattutto un turismo di qualità culturale e naturalistica elevata, rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni, non potranno che essere gli strumenti obbligatori per far conoscere al mondo la ricchezza di questo territorio, uno dei più belli e suggestivi della Sicilia, che anche oltre stretto hanno imparato a conoscere ed apprezzare.